Don Lillo Argento, oggi in occasione della festività della Madonna del Rosario nella chiesa di San Nicola, una messa per la pace e anche un rosario. Lei ha detto c'è urgenza di pregare per la pace. In questa chiesa di San Nicola ogni lunedì un nutrito gruppo di fedeli si riunisce per la recita del Santo Rosario, ormai da diversi anni. In questo 7 ottobre, lunedì dedicato alla memoria della Beata Maria Vergine del Rosario, abbiamo voluto accogliere l'appello del Santo Padre, un appello rivolto naturalmente a tutta la Chiesa diffusa in tutto il mondo, per pregare per la pace, una giornata anche di digiuno. Ecco, ci siamo riuniti e con un nutrito gruppo di fedeli questa sera ha pregato perché in questi momenti difficili, l'ora è buia, ecco, invochiamo la pace dal cuore immacolato di Maria, perché questo mondo, questa Europa ritrovino le vie della pace e dell'umana concordia. Peraltro è stato veramente molto bello, ho sentito come un brivido nel cuore dare la benedizione finale a tutti, mentre dalla chiesa di San Nicola, dall'altare, si vede il Tempio della Concordia illuminato e le parole che dicevo nella benedizione finale, perché tutti possiamo ritrovare lo spirito di concordia. La Vergine Maria ci aiuti a trovare a noi, al mondo intero, lo spirito della concordia.